Ma il messaggio che parte da Favara, così come credo che debba partire da ogni parte della Sicilia, è che tra l'Europa e il continente africano esiste una terra di mezzo ed è la Sicilia, una terra di confine, una terra che per anni è stata bistrattata dalla politica italiana. Mettere al centro il Mediterraneo significa mettere al centro la Sicilia in un'agenda reale e concreta che consenta a questa nostra Sicilia di traguardare risultati ambiziosi. Così fin qui non è stato e allora bisogna ripartire con accordi bilaterali che garantiscano la pesca, garantiscono l'agricoltura secondo condizioni di reciprocità con i paesi frontalieri. Il messaggio nei confronti della città di Favara, la città dove sono nata, dove ha le origini anche a Gianfranco Micci, che entrambi siamo in testa alla lista al Senato di Grande Sud. Se la città di Favara dovesse rispondere con grande partecipazione, con grande slancio emotivo, allora probabilmente la provincia di Agrigento, ma soprattutto Favara, va una, ritengo, adeguata rappresentanza in Parlamento al Senato con due figli di questa terra.